Con grande e grandissimo piacere chiamo su questo palco per l'8ª edizione del Premio Navicella Sardegna 2009 Maria Giacobbe. Prego Maria, si accomodi da questa parte. Buonasera, ancora grazie. Il viaggio è andato bene? È andato bene, grazie. Ma la Sardegna è un'isola. È un'isola, quindi è difficile raggiungerle, questo. Questo poteva dire. Allora, partiamo dall'ultima cosa che abbiamo detto. Lei dice la critica è una scrittrice che conosce a fondo l'animo umano. Come fa? Qual è il suo segreto? Come ci riesce? Ma non sono io a dover dire che conosco l'animo umano. I miei lettori forse qualche volta scoprono qualcosa di se stessi. Ma come ci si allena a conoscere gli altri, a conoscere... Non lo so se ci si allena, ma si vive, ci si guarda intorno, si ascolta. Forse si è nati con un'antenna e non bisogna buttarla giù quell'antenna. Bisogna coltivarla magari, no? Farla crescere. Sì, molti bambini nascono con delle antenne e noi genitori, io nonna, magari ci dimentichiamo che quelle antenne sono preziosissime, anche per la loro vita futura e per la società. Nel suo ultimo lavoro, Chiamalo pure amore, lei racconta la storia di 4 donne in 4 periodi differenti della storia. Sono 4 esempi al femminile differenti. Cosa ha voluto fare anche qua? Un viaggio nel mondo femminile che a lei è molto caro. Aveva iniziato proprio con Diario di una maestrina. Sì, ora la parola voluto e la volontà nel mio scrivere viene dopo. Cioè quando già ho cominciato a scrivere e magari alle volte mi viene un po' in salita a continuare, allora c'è la volontà, ma quando comincio a scrivere è desiderio. E il desiderio di raccontare, ho raccontato spesso ai bambini,
ma di raccontare la donna. E lì io che ho vissuto così a lungo, ho pensato, ho vissuto nella mia vita delle epoche che riguardano la donna in Europa, veramente così differenti, da quando io ero bambina e quando ero ragazza, che qui in Sardegna la vita di una donna era veramente ristretta entro binari molto, molto precisi. Sicuramente diversa anche da quella della vita delle donne del nord Europa. Anche del nord Italia, credo. In Sardegna, almeno nel nuorese, era molto, molto severa la vita per la donna. La Danimarca che cosa le ha dato questo La paese? Danimarca Che cosa le ha insegnato? Mi ha dato 2 figli meravigliosi, 6 nipoti e mi ha dato anche molta comprensione, molta amicizia. Sì, mi ha dato molto. Mi ha dato poi un'esperienza del tutto diversa, o molto diversa in ogni caso, dall'esperienza che io ho avuto in Italia e in Sardegna. E questo non può che avermi arricchito. Siamo arrivati al momento in cui le verrà assegnato il premio Navicella. Allora chiamiamo la persona che glielo consegnerà, che è il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Gavino Sini. Prego, lo accogliamo con un applauso. Buonasera, noi ci incontriamo ogni anno. So che lei teneva particolarmente a premiare la signora Giacobbe perché legge i suoi libri, quindi è un appassionato lettore. Sì, non l'ho letti tutti, però ho un pezzo di Mie radici, perché Le radici era un libro che io avevo a casa quando avevo qualche anno in meno, e che leggeva mia nonna. Perché mia nonna è stata per un bel po' di tempo a Nuoro, tra l'altro mia madre è anche nata a Nuoro, e devo dire che ultimamente quando leggiamo sardo leggiamo molto a Nuoro, perché la maggior parte dei nostri scrittori vengono da lì e forse c'è sicuramente un motivo, forse un tempo che scorre più lento, che dà il tempo di riflettere, di analizzare meglio le cose, di avere quell'antenna o di sviluppare quell'antenna che fa superare le forme, le geometrie, ci fa andare più sulla finezza, sull'intuito e sulla capacità poi di descrivere anche quello che c'è di emozione, non soltanto di forma. Quindi per me è sicuramente un onore e soprattutto anche poter premiare chi ha vissuto un periodo sicuramente non facile in Sardegna, ha una storia molto importante legata anche alle nostre origini, alle radici anche della sardità e quindi che viene anche dalla famiglia, ma che ha guardato al progresso, ha guardato al futuro, ha guardato alla globalizzazione, è andato in uno dei territori europei forse anche più avanzati che fanno da guida anche su alcuni sistemi, penso soltanto al discorso anche del welfare. E quindi c'è il concetto delle radici, ma c'è anche il concetto del progresso. Cioè il fatto che è importante avere quelle emozioni, però anche guardare avanti e quindi ripensare al passato, perché serve anche per farci capire meglio come sarà il nostro futuro. Maria Giacobbe. Quando era piccola la nonna le leggeva i romanzi della Deledda, aggiungendovi i suoi personali commenti. Fu così, dice, che imparai cosa i lettori pretendono da uno scrittore. La sua passione per la scrittura subì un terribile smacco quando, all'età di 9 anni, venne bocciata in italiano all'esame di ammissione alle medie. Ma è un incidente del quale non si vergogna e che anzi ama rievocare con orgoglio. La bocciatura era in realtà una vendetta del regime fascista contro gli ideali di libertà pubblicamente professati e praticati dalla sua nobile famiglia. Ci hanno pensato poi i suoi libri, Il diario di una maestrina, Le radici, Il mare, poi Uluadu, Gli arcipelaghi, a consacrarla agli occhi del mondo come una delle più grandi scrittrici di Sardegna. Per aver saputo raccontare la Sardegna con ispirata nostalgia a generazioni di lettori, per aver fermato in parole definitive l'asprezza di un'isola contesa fra futuro e tradizione, per aver amato, scelto e curato ognuna delle parole scritte, per aver regalato all'Europa un ritratto onesto e intenso della nostra terra e per aver diffuso nel mondo la conoscenza di Grazia Deledda attraverso i suoi studi e le sue importanti opere di saggistica, ambasciatrice della Sardegna in Danimarca, in Scandinavia e nel mondo. Presidente, io posso aggiungere una cosa? Io la voglio dire questa cosa, signora. Vorrei dire la sua età, perché è davvero incredibile, a proposito del fatto che lei ha vissuto, è davvero incredibile. Facciamo un applauso. Vuole dire lei la sua età? C'è niente di
Domani avrò 81 anni. Ha 81 anni. È veramente, veramente incredibile. Quindi. Bene, Presidente, se la nostra Pamela ci porta alla navicella, lo so che non si chiede mai a una signora l'età, ma in questo caso la signora ha l'intelligenza sufficiente per... prego. È Eccola, una navicella che bellissima. tra l'altro ricorda anche un po' quelle dei vichinghi, e quindi c'è qualcosa che unisce alla Danimarca. Che E naviga, sì. posso anche comunicare, qui ci sono 2 assessori in sala, con i quali insieme alla Camera di Commercio stiamo realizzando un'iniziativa. C'è sempre una diatriba, se i nuraghi erano isolani che non conoscevano il mare o che viaggiavano, se questa era solo votiva o se poteva navigare. Di Sciardana, no? Di Il Sciardana. navigatore. Allora, ci sono dei ragazzi che costruiranno con lo stesso criterio dei nuragici, costruiranno una nave su una base di questi disegni, e noi gli daremo una mano, li finanzieremo tra Regione e Camera di Commercio, arriveranno sino a Creta col cannonau e porteranno indietro del vino resinato. Fantastico. Quindi potrebbe essere sicuramente che questo è un segnale di come le radici possono insegnarci a guardare anche invece bene e meglio al futuro. Mi onoro di darle questo premio perché per me è veramente importante. La ringrazio per le Ecco, mostriamo anche ai nostri fotografi in favore di telecamera la navicella. Maria Giacobbe, premio Navicella Sardegna 2009. Grazie, io vi ringrazio moltissimo. Grazie Maria Giacobbe, grazie Presidente, è sempre un piacere. Sì, magari l'aiuta. Grazie. Arrivederci, grazie ancora, complimenti. Due parole adesso sul premio Navicella, perché ancora non ne abbiamo parlato, abbiamo detto 8ª edizione, come alcuni di voi già sapranno. Questo è un premio, una manifestazione che si rivolge ai sardi d'origine o ai sardi d'adozione o anche di nascita naturalmente, che hanno portato il nome della Sardegna nel mondo, ognuno a suo titolo, quindi sempre nell'arte, nella cultura, nelle lettere, nella musica. Abbiamo avuto in questi anni dei nomi davvero illustri, dei nomi eccellenti. La nostra giuria lavora alacremente per 12 mesi proprio per scegliere tra tanti nomi. E bisogna dire anche questo, che ogni anno si pensa abbiamo raggiunto il top e poi l'anno successivo si riesce sempre comunque ad eguagliare l'anno precedente e quindi si riesce sempre a tenere un livello altissimo, perché sono davvero tanti i sardi nel mondo che tengono alto il nome della Sardegna. Vi faccio qualche nome dell'Albo d'Oro della Navicella. Abbiamo Gianfranco Zola, Francesco Cossiga, abbiamo Caterina Murino, Antonio Marras, il comandante generale dell'Arma Siazzu, l'ambasciatore italiano a Kabul Sequi, Nicola Lecca, lo scrittore, Paolo Fresu, Giovanni Floris, il giornalista, insomma tanti talenti differenti, ma tutti illustri, sicuramente tutti alla stessa altezza. E a questa sera si aggiunge anche un altro premiato dopo la signora Giacobbe, che è tempiese, ha compiuto studi giuridici, ha studiato qui in Sardegna naturalmente e si è specializzato in discipline economiche e diritto dell'economia, quindi diciamo che l'economia e la politica sono proprio le sue due grandi passioni e grazie a queste la sua carriera si è caratterizzata per una intensa attività di studio in diritto costituzionale, diritto pubblico e parlamentare, ed è stata costellata da incarichi davvero di altissimo profilo al fianco di figure istituzionali di primo piano. È stato consigliere di Stato, consigliere speciale del Presidente del Senato, consigliere del Presidente della Repubblica. Lo accogliamo con un applauso. Salvatore Secchi. Buonasera, grazie per essere qui, è un grande piacere per noi. Buonasera. È un onore per me, anzi di questo onore devo essere gratissimo al sindaco Coreddu, che veramente ringrazio coram populo, così come si merita, insomma, anche perché non soltanto per il premio assegnato a me, ma perché questa iniziativa è degna del massimo elogio, insomma. Grazie. Da tutti i punti di vista. Vorremmo approfittare della sua presenza qui per sapere qualcosa di inedito sul mondo nel quale lei lavora, che è un mondo, come dire, un po' blindato, no? Per noi comuni mortali. Cosa ci può dire? Di veramente inedito non potrei dire niente, perché chiaramente chi sta e chi svolge certe funzioni meno parla e meglio è. È un ruolo certo delicato, ecco, ma qualcosa che ci può raccontare? Visto che in Italia oggi tanti parlano e forse anche troppo, è meglio tenersi un po' a un livello
non dico sotto traccia, ma insomma di elementare sobrietà. Ecco, io quello che posso dire è che la mia esperienza è ricchissima, perché sono stato consigliere di 4 Presidenti della Repubblica e in atto sono consigliere del mio Si quarto rivolga al pubblico, le Presidente chiedo. della Repubblica, sì, ha ragione. E ecco, sarebbe Questi un'ipocrisia. personaggi, Cossiga, Ciampi piuttosto che Scalfaro, immagino che adesso il presidente Napolitano, immagino che lei abbia anche un rapporto, oltre che Umano, professionale, anche umano. Ecco. Naturalmente. E quello che è ancora in corso di maturazione è quello col presidente Napolitano, perché siamo ancora a meno della metà del settennato, però è quello che il tempo trascorso fino ad oggi è più che sufficiente per mettermi in condizione di dire che insomma sì, mi trovo davanti ad ho l'onore, ecco, di collaborare con una delle persone politicamente più avvedute, più colte, insomma, di cui pensiero è veramente un autentico faro, ecco, per quanto riguarda la vita politica del Paese. E da tutti gli altri presidenti, dai 3 predecessori di Napolitano, posso dire soltanto questo: non sempre una banalità e un'ipocrisia, perché è veramente una cosa che dico con sincerità. Ho imparato molto da tutti quanti, ho imparato a stimarli moltissimo. Faccio le mie distinzioni perché sono inevitabili, ma voi non vi meraviglierete se io non ve le racconto. Ecco. Quindi, insomma, Non ci vuole raccontare niente, proprio no, niente. No, non posso raccontarli. Piccolo aneddoto. Ecco, sì. Gli aneddoti sono tanti, insomma. Non ce li può raccontare. Ascolti, dal suo osservatorio privilegiato, secondo lei qual è lo stato di salute delle istituzioni nel nostro Paese? Guardi, è proprio l'osservatorio che lei chiama privilegiato, che mi consente di dire che fintanto che sul colle più alto della capitale l'istituzione che ivi ha sede riesce a tenere testa a tutte le situazioni più disparate che da tanto tempo, non soltanto durante questo settennato ma anche negli anni precedenti, si sono verificate, io penso che lo stato di salute lo possiamo considerare tranquillizzante. Questo ci fa piacere, devo dire. Sarebbe non tranquillizzante se da questi venti di crisi che si avvertono da più parti ne potesse derivare qualche scrollatina anche, però il colle è saldissimo, ecco, quello che posso dire oggi è questo, è saldissimo, e il colle è il presidio della sicurezza delle nostre istituzioni. Ecco, tutto qui. Questo ci conforta e ci rassicura. Mi fa piacere. Chiamiamo adesso la persona che le consegnerà il premio, che è un membro della giuria, il direttore del telegiornale di Videolina, Bepi Anziani, il mio direttore. Ah, che meraviglia. Buonasera direttore. Direttore, molto Mi piacere, spiace che lei come sia va? così blindato perché qualche curiosità l'avrei avuta anch'io. Però insomma, Ma ecco, sono ragioni comprensibili. capisco perfettamente. Salvatore Secchi. Nato a Tempio Pausania, laureato in giurisprudenza all'Università di Sassari con 110 lode, ha lavorato alla direzione di politica economica della Confindustria e poi all'Ufficio Studi Legislativi del Senato, dove ha curato tra l'altro la traduzione e la pubblicazione dei regolamenti parlamentari dei paesi della Comunità Europea e condotto ricerche in materia di legislazione finanziaria e di bilancio. Dal 1985 è consigliere del Presidente della Repubblica con l'incarico di direttore dell'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali, prestando la sua discreta ma preziosissima consulenza ai presidenti Cossiga, Scalfaro, Ciampi e Napolitano. Nominato consigliere di Stato, partecipa all'attività della Suprema Magistratura Amministrativa. Gli impegni istituzionali non gli impediscono di rivolgere un interesse speciale alla storia e alla vita sociale della Sardegna. Della Canzona di Mastro Giovanni, poemetto dialettale gallurese, ha curato la ricerca storica e la pubblicazione con testo italiano a fronte. È un'autentica meraviglia. Ecco, girate il premio, in favore. Una meraviglia il premio, una meraviglia chi me lo ha portato, una meraviglia Ecco, chi me direttore, lo puoi dare al nostro premiato, consegnare, però cercate di girarlo. lo giriamo verso da che parte devo orientarlo? Così va bene. Le tengo il microfono. Perfetto, allora io
sono gratissimo e fiero di ricevere questo riconoscimento. Ecco. Anche noi la ringraziamo. Grazie e complimenti naturalmente per la sua brillante carriera. Grazie a Salvatore Secchi, grazie a Bepi Anziani. Premio per introdurre il prossimo sardo illustre. Lui è cagliaritano, è un medico e scegliendo cardiochirurgia come specializzazione ha deciso di seguire, indovinate un po', il suo cuore. Lascia la sua città, Cagliari, per studiare a Padova, poi si trasferisce negli Stati Uniti, torna per un certo periodo in Sardegna e poi ritorna ancora negli Stati Uniti, dove la sua carriera raggiunge vette molto alte. La sua non è stata una vita comune. Oltre al talento che lui ha scoperto di avere nelle mani, è un appassionato di mare, di barca a vela e anche di volo. Pensate che ha attraversato l'Atlantico a bordo di un Cessna, e so che questo non è stato l'unico episodio, cioè non soltanto, questo non è successo soltanto una volta, ma ce lo facciamo raccontare da lui. Con grande piacere chiamiamo Giorgio Aru. Buonasera, benvenuto. Posso dire che lei, ho letto naturalmente la sua vita e il suo, lei è un passionale per natura, è per questo che ha scelto il cuore come specializzazione? Forse. Innanzitutto voglio ringraziare tutti, la giuria e gli organizzatori per avermi invitato. Mi sento veramente onorato e mi fa piacere essere qui e fa parte della mia passione tornare qui in Sardegna. Forse sono un passionale. Ha fatto tantissime cose, è vero che lei ha attraversato l'Atlantico a bordo di un Cessna e poi ha fatto anche qualche altra cosa? Beh, il Cessna l'ho portato qui in Italia dallo stato del Washington e riportato ad Atlanta attraversando Anche abbastanza la pericoloso, rotta voglio polare. dire, no? Sembra, ma no, se ben organizzato è sicuro come un 747. Ah, addirittura, Sì. va bene, le crediamo sulla parola. Un'altra cosa invece sempre sul suo legame con la Sardegna, no? Che lei subito ha voluto sottolineare. È vero che quando ha deciso di lasciare Cagliari per Padova, che è stata la sua prima destinazione, ha pianto tanto affondando il viso sulla sabbia della spiaggia del Poetto, è vero? Questo è un ricordo? È vero, ho pianto, ricordo quando avevo preso questa decisione. Ho deciso di andare via, avevo un'offerta di un posto di lavoro a Cagliari che però non mi soddisfaceva molto e il mio incubo è sempre stato la disoccupazione, per cui purtroppo ho dovuto scegliere di rinunciare a quel posto di lavoro per seguire il La mio sua cuore. strada e il suo cuore. La sua vita professionale è stata costellata di figure importanti, no? Di figure guida, primo fra tutti naturalmente suo padre. Sì. E questo è un qualcosa che, come dire, le ha dato proprio un indirizzo forte. Sì, mio padre era un'autorità nel suo campo, mio padre era un ben conosciuto e famoso microbiologo e uno dei lavori di mio padre era citato anzi in una della bibliografia di un premio Nobel. E per me è sempre stata una cosa a quei tempi che io dovevo emulare, ho cercato di fare lo stesso lavoro, ma non era per me. Ha cambiato. Ho deciso non era per me. Chiamiamo adesso la persona che le consegnerà il premio, che è il presidente dell'Ordine dei Medici Mondino Ibba. Lo accogliamo con un applauso. E insieme, prima il saluto, buonasera, membro della giuria. Buonasera. Vuole ascoltare insieme a noi le motivazioni della giuria? Sono per quel che venuto riguarda? apposta. Perfetto, ascoltiamole. Laureato in medicina all'Università di Cagliari nel 1975, dopo aver lavorato all'ospedale cagliaritano e poi a Padova, si è specializzato in cardiochirurgia negli Stati Uniti, dove ha operato nelle università di Atlanta, Milwaukee, Portland e Filadelfia. Di quegli anni, dice, ricordo l'ospitalità degli americani, i tappi della Coca-Cola con cui mi comprai una fantastica collezione di musica classica e la bellezza struggente dell'Oregon e di quell'angelo di nome Jane che poi è diventata mia moglie. All'Università del Mississippi, a Jackson, lavorando a fianco di Jesse Wofford, eroe della Seconda Guerra Mondiale e miglior chirurgo del polmone del Mississippi, diventa primario della clinica cardiochirurgica e direttore della scuola di specializzazione in cardiochirurgia toracica. Nel tempo libero coltiva rose,
e naviga in barca a vela. Sardo testardo, come gli piace definirsi, ama la Sardegna e spera di tornare a sdraiarsi sulla sabbia del Poetto quando avrà concluso la sua prestigiosa carriera lavorativa. Conferma tutto? Conferma? C'è un grosso errore che sardo testardo non l'ho scritto io, l'ha scritto mia moglie. E anzi mia moglie ha trovato quello si chiama nickname, un soprannome per me, e dice che la nostra barca si chiamerà Never a Dull Moment, mai un momento di noia. Con lei di sicuro, tra aerei, barche a vela, eccetera. Bene, possiamo chiamare la nostra Pamela con la navicella che consegna il presidente dell'Ordine dei Medici, Mondino Ibba. Per lei. Grazie infinite. Mostriamo. Grazie, è stato... Spero che il vento non abbia scompigliato molto i miei No, capelli no, è in ordine, e non si quelli di preoccupi. Mondino Ibba. Non No, si io mi preoccupi. sono organizzato prima, come vedi. Davvero con lei non ci si annoia. Grazie a te. Grazie a Giorgio Grazie, Aru. grazie a voi. Complimenti per la sua bella carriera. Grazie anche a Mondino Ibba. Avete visto da vicino queste belle navicelle, queste preziose navicelle che, come vi ho detto, sono realizzate in argento dalle sapienti mani dell'orafo Bruno Busonera. Vengono realizzate proprio per questa occasione, proprio per questo premio. Rappresentano, come avete visto, la navicella nuragica, la navicella votiva, e simbolicamente c'è un po' la storia della partenza e del ritorno, no? Una metafora del viaggio e del ritorno nella terra natia. Questi bellissimi manufatti vengono offerti e donati da Busonera edizione dopo edizione, quindi l'organizzazione e la giuria ha pensato, come dire, di riconoscere, di dare un riconoscimento proprio per queste navicelle a Bruno Busonera, che chiamo sul palco insieme all'assessore comunale al turismo del comune di Castelsardo, Paola Sini. Prego. Buonasera a tutti, benvenuti voi. Un Grazie. grande piacere avere anche qui lei. Grazie. Buonasera. Allora, noi abbiamo pensato appunto di dare a lei questo riconoscimento, perché ogni anno realizza questi manufatti davvero bellissimi. Che sono un Sì, ricordo. veramente noi da tutti questi anni che organizziamo questa manifestazione abbiamo pensato che lei ha veramente fatto delle cose preziose. E noi abbiamo pensato come Comune di Castelsardo e come giuria di darle innanzitutto lo stemma di Castelsardo, perché ci sembrava giusto, e poi di premiare lei con un manufatto che è fatto dalle mani delle nostre signore castellanesi, che è appunto simbolo del nostro artigianato, che sono dei cestini. Grazie. Prego Pamela. Consegniamola all'assessore, che così, prego, le consegna il Silvio Busonera. Allora, questo, come le stavo dicendo, è un cestino, viene fatto a mano e sono appunto è abbastanza complicato da fare, perché è proprio intrecciato con delle palme particolari, quindi ci tenevamo proprio a darglielo. E questo, vabbè, è lo stemma del Comune di Castelsardo. Grazie. Un applauso all'orafo Bruno Busonera. Grazie assessore. Dalla sua Oristano alla California, una carriera precoce lo ha portato a diventare a soli 46 anni direttore dell'Istituto di Logica e Metodologia della Scienza a Berkeley. Il suo viaggio attraverso la conoscenza ha previsto varie tappe: Stati Uniti d'America, Milano, Inghilterra, Parigi, conteso da atenei davvero prestigiosi. L'unico mistero rimane se preferisca il sole della California o quello della Sardegna, quindi glielo chiediamo subito. Paolo Mancosu. Buonasera. Grazie, buonasera. Qual è meglio, il sole della California o quello della Sardegna? Ma sono tutti e due bellissimi. Passo un po' di tempo in California e un po' di tempo in Sardegna, è il compromesso migliore. Allora, lei ha avuto a che fare con i suoi studi con personaggi, insomma, che a noi mettono un po' una certa soggezione, Popper,
insomma, nomi che solo a pronunciarli, insomma, si rimane un po'... Lei invece ha un rapporto di grande familiarità con questi Dal personaggi. punto di vista teorico, con molti personaggi importanti nella logica e nella metodologia della scienza, in particolare appunto ho diretto questo centro di logica a Berkeley, che è stato fondato da Alfred Tarski, che è stato il fondatore della semantica, una disciplina che ha avuto un'importanza grandissima in tanti campi, informatica, matematica, e poi ho avuto anche la fortuna di conoscere personalmente dei personaggi di grande talento, recentemente appunto a Princeton Enrico Bombieri, che ha l'equivalente del premio Nobel in matematica, quindi sì, è stata una fortuna. Sì. Lei a tu per tu, insomma, Sì, abbiamo parlato a pranzo insieme, mi ha fatto dei commenti agli iscritti miei, io ne ho fatto a lui, quindi sono belle esperienze. La situazione per i cervelli come lei in Italia, cioè, si parla sempre della questione dei cervelli in fuga, eccetera. Qual è secondo lei la situazione oggi per i giovani ricercatori? Davvero sono costretti ad andare fuori? Ma sì, per molti la vita è molto complicata, perché c'è un tipo di carriera estremamente lenta, ho dei colleghi molto bravi che a 45 anni ancora cercano un lavoro permanente e non è un tipo di... Torniamo al precariato, è no? molto Che è una precaria, parola... molto legata alle contingenze. Ho degli amici a cui è morto il professore con cui lavoravano, la cui carriera è stata rovinata, interrotta bruscamente. Un fatto di questo tipo, quindi... Chiamiamo adesso la persona che le consegnerà il premio, che è l'assessore regionale al turismo Bastianino Sannitu. Prego. Buonasera Assessore. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Vi presentate, è un piacere averla qui a questa manifestazione. Beh, il piacere è mio, è la prima volta che partecipo a questa manifestazione straordinaria e devo dire che unire le attività dell'assessorato per promuovere la Sardegna con ricevere i grandi ambasciatori della Sardegna, perché oltre le straordinarie bellezze che la Sardegna ha, io dico sempre che ha delle straordinarie potenzialità nei suoi uomini, nella sua gente, credo di poter dire a ragione che abbiamo probabilmente la percentuale più elevata di grandi menti, di grandi eccellenze, soprattutto negli uomini sardi, in tutti i campi e in tutte le attività. Quindi questa è una opportunità straordinaria e nelle attività di promozione che l'assessorato fa, credo che manchi però una azione importante per cercare di valorizzare i nostri testimonial nel mondo. Anche magari per attirarli poi certo. perché Anche possano in chiave tornare in turistica, Sardegna. perché evidentemente è l'immagine bella della Sardegna quella che loro presentano. Benissimo, ascoltiamo insieme le motivazioni della giuria. Laureato in filosofia alla Cattolica di Milano e alla Stanford University, è autore di numerosissime pubblicazioni sui temi della logica matematica, della filosofia della scienza e della filosofia del linguaggio. È stato giovanissimo direttore del Centro Nazionale delle Ricerche di Parigi. Ha insegnato all'Accademia delle Scienze di Mosca e nelle università di Berlino, di Oxford, di Yale, di Stanford, in un crescendo di ricerca e di incarichi del massimo livello, fino ad approdare a Berkeley, dove è attualmente direttore dell'Istituto di Logica e Metodologia della Scienza. Più che di fuga di cervelli si dovrebbe parlare di un bel cervello prestato dalla Sardegna alla cultura mondiale. Amante del mare, vive con nostalgia il distacco dalla natia Oristano, ma si consola coltivando le launeddas e soprattutto il vellutato e malinconico suono del bandoneon, del quale è diventato un virtuoso dopo averlo studiato nel Conservatorio di Parigi e Buenos Aires. Ci vuole spiegare anzitutto che cos'è il bandoneon? Non lo sappiamo. Il bandoneon è una follia. È uno strumento diabolico, come lo definiva Piazzolla, è lo strumento tipico del tango argentino. Sembra uno strumento a soffietto, quindi una fisarmonica, è uno strumento dal suono estremamente vellutato, appunto, è meraviglioso. Quindi proprio suona anche in un gruppo? Sì, suono, abbiamo un quartetto in dipartimento con un violinista, una pianista e una contrabbassista. Vede, facciamo musica di Piazzolla. Potevamo approfittarne questa sera, fargli suonare il bandoneon. Sarà per la prossima volta, magari. Allora, la navicella, l'assessore Sannitu, vicepresidente della Giunta regionale, consegna a Paolo Mancosu la navicella realizzata in argento.
Vorrei ringraziare la Commissione e il Sindaco, gli organizzatori per questa bellissima manifestazione. Sono fiero e onorato di essere qui. Grazie. Complimenti a lei. Grazie Assessore, arrivederci. Grazie a Paolo Mancosu. Cerca di callare ragazzi e posso lasciare in me, dammi. Mare. Ehi, non c'è l'auto brutto sul banco, no? Non c'è l'auto brutto, no? Come che non mi ha buttato pagata a pesto? Attento il dottore! No, finisci! Non è tanto il dottore! Non mi ha buttato il dottore! Sotto la riga, Lazzarone! Stende una fabbrica le macchine! Ma quale fabbrica? Quale fabbrica? Ma buttato in galera, il chittato da Isla! Babbo, che ci sa fabbrica? Ma buttato per babbo tuo! Lazzarone! Ma no, che tanto ti crepo! Vieni! Lazzarone! Ma no! Come miglior regista esordiente nel 2004 vince il David di Donatello con il suo Ballo a tre passi, e che aveva un anno prima ricevuto un riconoscimento anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha raccontato la Sardegna con lo sguardo di chi ne conosce a fondo le asprezze ma anche le dolcezze, come ha fatto traducendo in immagini e suoni il capolavoro di Giuseppe Fiori, Sonetaula, uno dei 6 film italiani presenti al Festival di Berlino dell'anno scorso. Stasera è qua con noi il regista Salvatore Mereu. Buonasera. Buonasera a tutti. Ben arrivato, ben trovato. Grazie. 2008, i Globi d'Oro, una sfilza di premi che lei ha avuto in brevissimo tempo, tanti premi importanti che molti registi non riescono ad avere nel corso di un'intera carriera. Non so che dirle. Lei in realtà sono felice di questo premio che mi danno stasera perché me lo danno qua. E quando i premi te li danno nella tua terra valgono di più. Non è retorica, perché spesso anche i miei film hanno anche diviso. Quindi se in qualche modo la giuria mi ha considerato, come ho sentito, in qualche modo ambasciatore della nostra terra nel mondo, sono davvero felice, vuol dire che comunque qualcosa è andata nella direzione giusta. Ecco. Lei esprime la sardità nei suoi film. La lingua ovviamente può essere un veicolo importante, no, per esprimere questa sardità. Penso ad esempio adesso al lavoro di Tornatore presentato al Festival del Cinema di Venezia, che è interamente in siciliano stretto, Baria. Lei ha realizzato Sonetaula, 2 ore e mezza di film interamente in lingua sarda. È stata insomma una bella sfida, ma lei l'ha vinta questa sfida? Ma questo bisogna capirlo nel futuro. Devo dire che non si poteva fare altrimenti, anche se poi il romanzo era stato scritto in italiano, perché il mondo che Fiori in questo romanzo racconta è un mondo che l'italiano lo apprendeva a stento, a scuola, quindi provando a metterlo in scena risultava in qualche modo falso. Forse è stata una scelta sicuramente radicale se si usa il metro dello spettacolo cinematografico in senso lato, però ho sempre ritenuto che il cinema potesse essere anche un mezzo per raccontare la nostra terra, che prima di questo momento, adesso c'è un gruppo di persone dove io
sono uno dei tanti che ha dato prova da qualche anno di saperla raccontare. Noi le chiediamo se ce l'ha un'anteprima, sta lavorando a qualche film, ci vuole svelare qualcosa? Ma si è sempre al lavoro, però il problema del cinema, diversamente dalla letteratura, che uno deve fare i conti soltanto col proprio foglio, è che fino a che non si hanno le risorse in realtà si rischia soltanto di parlare di aria fritta e basta, perché fino a che non c'è la certezza di realizzarlo... Comunque un'idea ce l'ha? Sì, diciamo di sì. Sempre la Sardegna, possiamo sapere se sarà sempre la Sardegna al centro? Sì, io sono nato qua e in questo mestiere è molto importante per non barare col pubblico, con lo spettatore, partire da cose che si conoscono, anche perché è più facile riuscire nell'intento, insomma, perché poi fare un film è un'operazione talmente complicata per altri versi che se non si ha una motivazione forte quando ci si muove il rischio è di perdere il progetto per strada, per cui sicuramente ci sarà ancora la Sardegna. Chiamiamo adesso per la consegna del premio una persona che di sardi nel mondo, in Italia e nel mondo, ne sa qualcosa, che è il presidente della FASI, che è l'associazione, appunto la federazione delle associazioni sarde, Tonino Mulas. Vogliamo con un applauso. Anche lei so che teneva particolarmente a conoscere e salutare. Tonino è anche il mio concittadino. È una sorpresa perché non mi aspettavo appunto di consegnare io il premio a Salvatore, ci conosciamo molto bene, lo apprezzo prima ancora che come grande regista, perché è un grande regista come persona, perché è una persona veramente in gamba. Faccio a lei la stessa domanda, no, che ho fatto a Salvatore Mereu. I sardi fuori dalla Sardegna ultimamente funzionano anche di più. Come mai? Cosa sta succedendo? Ma i sardi fuori dalla Sardegna, non solo i sardi fuori dalla Sardegna, ci sono registi che sono in Sardegna, scrittori che sono in Sardegna, però i sardi fuori Sardegna lo dimostrano stasera questa parterre di personaggi importanti. Sono persone che andando fuori non solo hanno messo in luce il loro talento, le loro capacità, ma in qualche modo hanno rischiato. E questo capita sempre a chi mette in conto di fare qualcosa di nuovo. E sono tanti perché io sono più il rappresentante delle associazioni, del movimento che è un po' tradizionale, che rappresenta quei 600.000 sardi che sono andati via nel dopoguerra, nelle fabbriche d'Italia, nelle miniere, in Europa, in America, in Australia. Abbiamo circoli che sono davvero in tutto il mondo. Che sono davvero in tutto il mondo, che rappresentano una rete importante proprio perché siamo in una fase della globalizzazione. Ma la cosa importante è che questa emigrazione, oggi diversa, oggi non la possiamo chiamare così, ma questi sardi fuori Sardegna continuano ad andare via perché in qualche modo, qualche volta per scelta, ma qualche volta perché soprattutto oggi i giovani diplomati, ma i giovani laureati devono andare via per trovare un lavoro. Quindi per motivi insomma contingenti veri e propri. Ascoltiamo insieme le motivazioni della giuria per il premio assegnato a Salvatore Mereu. Ha descritto le 4 stagioni della vita di un sardo qualunque, l'infanzia, l'adolescenza, l'età matura e la vecchiaia, in quel piccolo capolavoro cinematografico che è Ballo a 3 passi. Uno dei più illustri e stimati critici italiani, Tullio Kezic, ha scritto che questo film è come un albero fiorito, con le radici nell'antropologia e fronde nella favolistica. Nato ad Orgali nel 1965, si è diplomato al DAMS di Bologna e poi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha vinto il premio della critica alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e il Davide di Donatello quale migliore regista dell'anno. Non ha mai smesso di essere sardo, che più sardo non si può. La sua ultima fatica, Sonetaula, tratta dal bel romanzo di Peppino Fiori, è stata giudicata da molti il più bel film sulla Sardegna dopo Banditi ad Orgosolo. L'immagine della Sardegna, che scaturisce dalle sue opere, tenera, cruda, poetica e realistica, ha contribuito a delineare presso il pubblico italiano e internazionale un'idea accattivante della nostra terra e della nostra gente. Insomma, stare vicino a De Seta non è una cosa da poco, no? Ringrazio la giuria, sono davvero orgoglioso di ricevere questo premio, ringrazio il sindaco di Castelsardo che organizza questa bellissima manifestazione
sono felice di portarmi questa navicella a casa. E allora la facciamo arrivare la navicella per lei dalle mani di Tonino Mulas. Prego, la consegna. E noi siamo molto contenti. Un augurio in bocca al lupo per Grazie. il lavoro che sta Naturalmente. pensando. E speriamo, Bocca al lupo insomma, che di trovi vederlo le anche risorse presto. per poterlo fare. Grazie a Salvatore Mereu, grazie e complimenti, grazie a Tonino Mulas della Fasi. Lei è un volto notissimo del TG3, conduttrice dell'edizione serale e si occupa soprattutto di politica. Ha iniziato nel giornalismo della carta stampata per poi passare a quello della TV. L'abbiamo vista di recente con la sobrietà e la compostezza che da sempre la caratterizzano, inviata in Abruzzo per la tragedia del terremoto. La nostra prossima premiata è Bianca Berlinguer. Buonasera Bianca. Buonasera a tutti, buonasera Ecco, vediamo a te. le immagini insieme. Ecco, queste sono immagini che ieri ho detto, tiratemi fuori qualche immagine da mandare domani sera, per cui non so neanche io. Possiamo partire, Bianca? Possiamo darci del tuo anzitutto, Certo, visto che sì, siamo sì, colleghe? certo. Partiamo dall'Abruzzo, dall'ultima Dall'Abruzzo. cosa che tu hai fatto. È stato, immagino, molto impegnativo. Beh, è stato molto impegnativo perché noi siamo arrivati lì subito, diciamo che il terremoto è stato alle 3:30 di sera e noi alle 9:15 eravamo in Abruzzo. È stato molto impegnativo perché è stato un terremoto devastante che ha distrutto moltissimo e i primi giorni tra l'altro sono stati terribili perché, come sempre accade in questi casi, si cercava il più possibile anche di non dare fastidio, perché chiaramente i vigili del fuoco erano impegnati a cercare ancora di trovare qualcuno vivo sotto le macerie. Comunque la cosa che veramente mi ha colpito era il primo terremoto che seguivo da subito, perché appunto poi quando c'è stato l'altro ero ancora troppo giovane, non facevo questo lavoro. Quando c'è stato quello in Irpinia, questa sensazione proprio che il terremoto non solo ti distrugge la casa, ma insomma ti si porta via la vita in un'ora, ecco, perché queste persone in una notte, se anche sono state fortunate, sono riuscite a salvarsi tutti, quindi chi è riuscito anche magari a non perdere un figlio, a non perdere la mamma, a non perdere il papà, cioè a non andare incontro ai lutti più terribili, da un'ora all'altra si sono ritrovati a dover dipendere dalla protezione civile anche per avere uno spazzolino da denti e un paio di mutande, ecco, quindi proprio questa sensazione di distruzione totale di persone, tra l'altro come sono gli abruzzesi, che sono insomma lavoratori, persone che sicuramente avevano subito voglia di ricominciare immediatamente, avevano detto subito che non si sarebbero allontanati da quelle terre, che avrebbero voluto ricostruire lì, ma insomma la distruzione è stata molto grande, molto brutta, e quindi... Sicuramente per te questa è stata una delle esperienze più forti, no, dal punto di vista professionale. Beh, una delle più forti sicuramente, sì, anche perché poi quando si è lì che si lavora molto, perché chiaramente andavamo in onda continuamente, quindi sei molto preso dal fatto che devi fare dirette per raccontare quello che sta succedendo, magari non ti rendi neanche bene conto. Poi quando sono tornata a Roma dopo una settimana ho cominciato insomma a pensare a che genere di esperienza era stata, avrebbe purtroppo continuato a essere per molto tempo per tutte quelle persone questo terremoto, ecco. Tu lavori per un telegiornale, il TG3, che è contraddistinto da una forte dialettica nei confronti, diciamo, del governo, e questo suppongo sia un ruolo abbastanza difficile, abbastanza scomodo. Ma diciamo che la dialettica nei confronti del governo, ma secondo me spero anche nei confronti dell'opposizione, cioè proprio nei confronti della politica in sé, penso che ci dovrebbe sempre essere, quando uno fa questo lavoro, ecco, dovrebbe essere la base, perché alla fine il nostro ruolo, se ha un senso anche rispetto alla politica, è questo, cioè comunque di essere quelli che insomma pongono delle questioni, diciamo, ecco, magari è più semplice di solito porle a chi governa, perché chiaramente chi sta al governo è più abilitato a rispondere, ecco, ma sarebbe poi proprio il ruolo del giornalista porle un po' a tutti, a maggioranza e opposizione. Dog watching, il vecchio dog watching che si legge sui manuali. Il tuo è un cognome che ha un carico diciamo di storia politica notevole, gravoso. Ti è capitato qualche volta che questo cognome ti sia pesato, e oggi anche in particolare, oggi che il giornalismo, la politica, l'economia sono attraversati da uno scossone
non da poco, anche insomma, per quel che riguarda l'essenza più profonda anche dell'etica. Ma io penso che un cognome importante, così come naturalmente lo è stato il mio e lo è ancora il mio, porti sempre, come dire, dei pesi e delle gioie anche, nel senso che chiaramente dei pesi perché rispetto proprio al fatto, diciamo, di ricoprire il ruolo di figlia di, e questo naturalmente fa sì che possa essere più difficile, più complicato, più trovare una tua identità, ecco, che ti differenzi poi in realtà da quello, dall'identità paterna, che pure alla quale io tengo moltissimo naturalmente, ma che è stata diversa dalla mia. E quindi sì, porta naturalmente degli oneri, ma devo dire che è anche un cognome che mi ha dato tante gioie, soprattutto me le ha date quando mio padre non c'è stato più, cioè quando mio padre è morto. Paradossalmente, nel senso che io vedo che dopo tantissimi anni ancora c'è un grandissimo affetto, una grandissima stima quando si parla di lui, quando lo si ricorda, certe volte anche tantissimo rimpianto, e questo devo dire che anche se all'inizio non è stato facile convivere con questi sentimenti, perché naturalmente, come dire, provocavano anche dolore dentro di me, a oggi devo dire che è una cosa molto bella di questo cognome, insomma, che, come dire, importante, sì. Il tuo rapporto con la Sardegna? Dunque, il mio rapporto con la Sardegna, io non sono nata in Sardegna, ma ci sono venuta praticamente da quando sono nata, e io dico che è talmente forte il mio rapporto con la Sardegna, anche se io sono figlia di un padre sardo e di una madre romana, lo dico sempre con una battuta, che sono riuscita a fare una figlia con un sardo di Sassari, che ho conosciuto a Roma e che ha vissuto, diciamo, a Milano, però anche lui nato a Sassari, cresciuto a Sassari, e quindi dico, proprio deve essere talmente forte perché sono riuscita a fare una figlia che è più sarda di me, nel senso che è sarda completamente per parte di padre e metà anche per parte di madre, e quindi è più sarda di me. Io credo che ho un rapporto fortissimo con questa terra, l'amo profondissimamente. Mi sento legatissima alla Sardegna, appunto ci vengo da quando sono piccola, la conosco credo anche molto profondamente e ci ho anche lavorato, perché insomma io ho seguito anche per esempio moltissimo tutta la vertenza di dismissione delle miniere, della Carbosulcis, perché c'è stato un periodo appunto che appena tornavo a Roma, Curzi mi rimandava subito in Sardegna, visto che tu la conoscevi, a seguire una serie di questioni, quindi non solo per vacanza ma anche per lavoro. Credo di conoscerla bene e dentro di me mi sento, insomma, profondamente sarda. Allora Bianca, chiamiamo adesso la persona che ti consegnerà la navicella questa sera, che è l'assessore regionale all'agricoltura Andrea Prato. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Anche Bianca. Componente della giuria. Buonasera assessore. No, devi sapere che con lui ci siamo incontrati prima e mi ha detto: noi ci siamo conosciuti durante un volo in aereo. Io non mettevo a fuoco il giorno, perché poi era un giorno anche un po' che veniva appunto con mia figlia, che era morta la sua nonna molto anziana, però insomma appunto in Sardegna a Sassari, e c'era stato questo volo che era un po' perturbato. Quando l'ho visto ho detto sì, adesso mi ricordo bene. Quindi era un volo particolare. Eravamo in 5-6 e a un certo punto quest'aereo ha fatto dei movimenti strani, per cui io mi sono alzata, sono andata verso l'osso e ho detto: scusi, ma che cosa sta succedendo? E questa mi ha risposto: non lo so, sono preoccupata, sto aspettando che il comandante mi dia qualche notizia. Immagino che tu non ti sia accontentata. Sono tornata, c'era lui vicino a me e l'ho guardato terrorizzato e ho detto: qui non si sa cosa sta succedendo. Poi è andato tutto bene. E sua figlia ha detto: mamma, ma adesso precipitiamo, vero? Va bene, assessore. Io ci tenevo particolarmente a premiare Bianca Berlinguer per 3 motivi. Il primo è perché considero lei un grande professionista, una grande professionista, Grazie. una grande amica della Sardegna, un grande ambasciatore della Sardegna. Voi sapete che ormai sono più i sardi che vivono fuori dalla Sardegna di quelli che vivono nell'isola, e spesso hanno un amore più viscerale nei confronti della loro terra, della nostra terra, e credo che da loro dovremmo imparare ad essere più rigorosi nel controllo e nella tutela dei nostri beni e dei nostri valori. Se
tutti noi, anche voi, vi mangiaste ogni tanto, anzi tutti i giorni, il nostro meraviglioso pecorino sardo. Siamo anche il caprino. Caprino, sì. suggerisce il sindaco. Siamo quasi 4 milioni, avete capito? Cioè qui saremo tutti ricchi, non è difficile. E quindi, e tra l'altro proprio a Roma c'è una comunità straordinaria, c'è una ristorazione sarda fortissima. Guai un vino non sardo. E noi dovremmo essere come loro. Io prima nel buffet ho trovato un Villa Sandi, stavo per attaccarmi al collo del cameriere che non voleva levarlo. Cioè dobbiamo avere più coraggio di fare questo lavoro e loro sono dei grandi ambasciatori. L'altro motivo è perché in questi giorni, come dicevate voi, tra il mondo della politica e il mondo della stampa avete notato un po' di tensione. Abbiamo notato. Credo che ci dovremmo dare tutti una grande calmata e dovremmo partire dando il buon esempio, cercando di avere un rapporto sano con la stampa che io considero un vettore straordinario per far conoscere quello che si fa. E se pigliamo qualche critica bisogna anche saperla accettare. Credo che è un segnale che volevo dare e che credo sia estremamente importante. Grazie Assessore. Ascoltiamo allora insieme le motivazioni della giuria per il premio Bianca Berlinguer. Primogenita di 4 figli dell'indimenticabile Enrico Berlinguer, è nata e vissuta a Roma ma dentro una cultura profondamente sarda. Laureata in lettere, ha intrapreso da giovanissima la carriera giornalistica lavorando al Messaggero e poi in televisione. Dopo una prima esperienza televisiva come redattrice di Mixer, è entrata in pianta stabile al TG3, di cui attualmente conduce l'edizione serale. Presenta inoltre su Rai 3 Primo Piano, rubrica di approfondimento della stessa testata giornalistica. Su internet opera un club di suoi ammiratori, sul cui sito si legge: è la prima donna del TG3 che conduce in maniera ineccepibile e autorevole. Continua così Bianca, scrivono i suoi fans. Verso la Sardegna conserva un sentimento di grande familiarità e di forte attaccamento. Le nuotate nel mare di Alghero e le regate in barca a vela latina significano per lei ben più di un semplice passatempo. Grazie. Credo che i gruppi di fans siano più di uno comunque. Ma quello però devo dire che secondo me ce l'hanno un po' tutte le... La TV in effetti sì, ha questo effetto porta collaterale. inevitabilmente a questo. Quindi. Va bene. Pamela, Vabbè. vuoi avvicinarti con la navicella? Che l'assessore Prato consegna a Bianca Berlinguer. Io vi ringrazio davvero moltissimo di questo premio. Noi ringraziamo te. Grazie ancora. Grazie Bianca Berlinguer. Grazie Assessore Prato. Vorrei rubare ancora un secondo. Prego. Chiedo ai giurati di alzarsi e a tutti fargli un grande applauso, perché siamo sempre lì nell'ombra, come dobbiamo essere. Quindi su in piedi, Un applauso per favore. alla giuria. Signori giurati, Beppi, Che lavorano tutto l'anno Olimpia Collini, alacremente. l'amico Filippo Soggiu, Aldo Brigaglia, Beppi Anziani, Angioni non lo vedo, gli altri non li vedo, si stanno nascondendo. Sono stanno un po' dappertutto. Bene, grazie. Grazie ancora Bianca. Il premio Navicella si realizza grazie all'impegno di tante persone, diceva l'assessore Prato, naturalmente l'impegno della giuria che lavora per fare questa scelta che non sempre è semplice, ma naturalmente anche grazie al contributo di alcuni sponsor istituzionali e non. Vorrei invitare questa sera sul palco Luigi Pattimo, che è direttore generale di Asionagua, con il quale dobbiamo parlare di qualcosa di importante. Prego. Buonasera, ci rincontriamo. Buonasera a tutti. Perché vogliamo parlare di Asionagua? Perché la sua multinazionale spagnola lavora qui in Sardegna e quindi insomma siete una presenza amichevole in Sardegna e tra l'altro sponsor anche quest'anno della navicella, di questo premio importante al quale comunque anche voi siete legati. Un premio al quale teniamo molto. Diamo il nostro piccolo contributo per il secondo anno consecutivo e spero che se il sindaco e tutti gli organizzatori vorranno accettare lo faremo anche per il futuro. È una terra della quale io, che sono il responsabile italiano di questa multinazionale leader nella produzione di energie rinnovabili, sono innamorato. E credo che ci sia un connubio tra una società leader in energie rinnovabili, e stiamo fortemente cercando di
applicare la nostra tecnologia, di dare un contributo oltre a quello che abbiamo fatto nel settore dell'acqua, e l'energia straordinaria di questa terra, e se mi permettete l'energia straordinaria del sindaco Franco Cucureddu, che io stimo moltissimo e che mi ha convinto a comprare casa a Castelsardo, e io... Ha fatto anche l'affare. Noi la ringraziamo. Grazie a voi. Speriamo di vederci anche al prossimo anno. Molto volentieri. Luigi Pattimo di Grazie. Assionagua. Grazie. Arrivederci. Questa sera abbiamo parlato tanto di Sardegna da tanti punti di vista, e oggi in Italia c'è una rivista di turismo che parla tanto di Sardegna, che è Bell'Italia, sicuramente tutti voi la conoscete. Addirittura un numero all'anno è proprio dedicato interamente alla Sardegna, non soltanto alla Sardegna delle coste, ma anche alla Sardegna dell'interno. Ci sono tantissime informazioni e anche bellissime fotografie, naturalmente. L'organizzazione del premio ha deciso di ringraziare questa rivista proprio per l'azione di promozione che fa della Sardegna in tutta Italia. Stasera allora chiamiamo e abbiamo con noi un direttore storico di Bella Italia, che è Luciano Di Pietro. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Ho detto bene, lei è un direttore storico di Bella Italia, grande interesse per la Sardegna. Grande interesse per la Sardegna perché la Sardegna non può non interessare ovviamente un editore di giornali turistici, di giornali di viaggio o, bene o male come anche Bell'Italia, una sorta di giornale di meditazione di belle cose, di tante belle cose che ci sono in Italia. Non può non interessare perché la Sardegna, come si dice in gergo, tira, fa vendere di più. E quindi questo è stato, diciamo così, la prima considerazione da fare. Ma da qui, e questo è successo con Giorgio Mondadori, la bellezza di 25 anni fa, quando inventò Bell'Italia, e decise poi di fare un numero speciale ogni anno dedicato alla Sardegna. Adesso di questi numeri speciali ne sono stati fatti 20. Questo vuol dire che nella sua modestia un giornale, perché è bene che un giornale abbia bene il senso dei suoi limiti, tuttavia sono stati dedicati alla Sardegna, ho fatto un breve calcolo, ma la bellezza di almeno 3.000 pagine, che questo può essere considerato un volume abbastanza considerevole dedicato a questa terra. Io oggi sono imbarazzatissimo e onorato veramente dal profondo del cuore, imbarazzato perché non sono sardo e di fronte a tutte queste persone che veramente illustrano la Sardegna nel mondo, io mi sento immeritatamente illustrato dalla Sardegna. Tra l'altro lei lavora per queste riviste, lavora con i sardi, perché io so che questi focus sulla Sardegna sono tutti realizzati da persone che vivono qua. Diciamo che un po' per pigrizia e un po' per piacere, ecco, il mio intento è sempre stato quello di affidare questo numero speciale dedicato alla Sardegna a giornalisti in genere giovani, sardi, dico per pigrizia perché bene o male le idee tutto sommato me le fornivano più loro di quanto potessi fare io. È un prodotto quindi anche più genuino, no, da questo punto di vista, perché è fatto da Penso sardi. di sì, perché in tutti questi anni, in tutti questi numeri, tutto sommato le critiche sono state veramente poche, tutte benevoli. Questo si deve alla generosità di questa terra e quindi insomma l'esperimento, diciamo un po' che questo riconoscimento che così graziosamente la giuria mi ha voluto assegnare è un po' tra virgolette alla memoria, nel senso che io da un mese sono andato in pensione, questo di quest'anno è stato il mio ultimo Auguri, numero. allora. Auguri. Vabbè, Quando si va in pensione, insomma, meritato riposo. Adesso
Dopo tanti anni sul Si campo... dice che fare no? il giornalista è sempre meglio che lavorare, quindi No, no, vabbè. insomma. Smentisco. Smentisce, va Comunque, bene. prendo in cassa e porto a casa. Quindi diciamo è stato il mio ultimo numero dedicato alla Sardegna, ma non certo l'ultimo numero di Bell'Italia. Allora chiamiamo un membro della giuria del premio, Sandro Angioni, che appunto le consegnerà questo riconoscimento. Adesso la nostra Buonasera, Pamela. sono il giurato che non si trovava. Buonasera Assessore. Ciao Luciano. Era sparito? No. Eh? Era sparito? No, ero lì perché allora questa giuria che si riunisce tutto l'anno, poi ogni tanto c'è anche da fare. Abbiamo portato i cuscini alle signore, giusto? Quindi non è che siamo soltanto i giurati. Qui si fa di tutto. E se state attenti, celebriamo anche il luogo dove ci troviamo. Allora, ci sono due persone importanti a Castelsardo, uno è il sindaco, l'altro è l'assessore. Lui si è ispirato al look del sindaco. Infatti io ho tentato di fare il prato della situazione, però avrei dovuto aspettare ancora un paio di giorni per avere una chioma. Poi, siccome siamo i penultimi, giusto? Credo. Sì, credo che siamo i penultimi. L'attesa è tutta per l'ultimo premiato e ti Ce ne garantisco... sono altri due. Altri due, scusa. Altri due. Comunque il freddo in sala rimane. Per cui andiamo veloci. Vieni, Se mi date Pamela. il premio, togliamo il disturbo e così abbiamo fatto vedere che Ecco qua. abbiamo compassione anche del pubblico. Va Facciamolo bene? vedere. Vuoi aggiungere ai nostri qualcosa? fotografi. No, assolutamente niente, perché ho compassione del pubblico. Salutiamo anche la conduttrice Grazie. che da anni... No, aspetta, non è finita, perché lui ha la moglie in sala, io no. Io no. Allora, complimenti, Grazie. la collega... No, perché poi lei lavora tantissimo. Da 3 anni, 4? Sì, sono Presenti, novellina, presenti. sì, da No, 3-4 3 anni, 4. Presenta qui, parla bene degli altri, nessuno parla bene di lei. Grandissima professionista. Grazie. Guarda il direttore come ti guarda. Grandissima professionista, Magari mi promuove, chissà. uno dei motori della manifestazione. Adesso Grazie. scappiamo. Grazie Ciao. Sandra Angioni, grazie. Ancora un momento adesso dedicato alla musica con il Brass Quintet Euromediterraneo, un ensemble formato da docenti del Conservatorio di Sassari e di Trieste che un anno fa, quindi la costituzione è recente, si sono incontrati e da allora non si sono più lasciati, hanno continuato a suonare insieme. In questi giorni sono impegnati in un master di ottoni a Tempio proprio presso l'Istituto Euromediterraneo, da qui arriva anche il loro nome. Brass Quintet Euromediterraneo.
Torniamo adesso al nostro premio Navicella Sardegna dopo questa pausa. Ha fatto della creatività il suo lavoro, architetto e designer industriale, il suo nome è legato a marchi prestigiosi come Lancia, Fiat, Volkswagen, Bentley, Bugatti e richiama concetti come stile, eleganza e raffinatezza in fatto di automobili. Flavio Manzoni. Buonasera, benvenuto. È un piacere, Buonasera. ciao. Buonasera, grazie a tutti. Abbiamo delle immagini che scorrono nelle nostre spalle che parlano forse più di qualsiasi altra parola del suo lavoro. Lei attualmente è creative design del gruppo Volkswagen. Sì. Un incarico che arriva dopo una serie di altri incarichi prestigiosi, una serie di altri con, abbiamo detto, Maserati, Bugatti, Bentley. E qual è stata la sfida più grande di tutte? Oddio, adesso è difficile ricordarle tutte. Comunque sicuramente quest'ultima che sto affrontando è una sfida importantissima, perché vuol dire ridare un nuovo corso al marchio Volkswagen, che è insomma un marchio che si è distinto per una storia unica, insomma il marchio che ha fatto la storia dell'automobile, e quindi ha avuto così la fortuna e la responsabilità di ridargli nuova vita, basando chiaramente il mio lavoro su un'analisi critica di quello che è stato, che è stato il DNA del marchio, e interpretarlo quindi in chiave moderna e spingerlo verso il futuro. È vero che lei ha imparato a disegnare da suo padre? È verissimo, che è qui in sala, infatti lo ringrazio tantissimo, perché senza di lui non avrei sicuramente potuto fare quello, insomma, percorrere questa avventura che mi sembra in un certo senso lunga e breve nello stesso tempo, ma è lui che mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato a usare la mano, a usare la matita, soprattutto a usarla con intelligenza, nel senso che cerco di usarla trasferendo quello che la mia immaginazione mi permette di vedere in anticipo, quindi trasferendola sul foglio e comunicandola agli altri. Quindi lei utilizza ancora la matita prima che il computer per disegnare? Senz'altro, non si può fare a meno della matita, anche se si parla molto del computer, che è uno strumento che si utilizza sempre di più, ma io lo considero uno strumento che ci aiuta molto nel nostro campo, perché permette di visualizzare in anticipo le soluzioni, insomma le forme, anche le soluzioni tecniche, però il disegno, la mano, lo schizzo sono il primo passo verso la creazione, è un passo che non si può sostituire con niente. Obbligato. Nelle sue intenzioni o anche nei suoi sogni c'è qualcosa che le piacerebbe disegnare, ma non parlo di automobili, non lo so, un oggetto, un elettrodomestico, qualche cosa che le piacerebbe realizzare, o anche qualcosa di più grande, non lo so. Beh, io allora sono nato per fortuna, o per, adesso non so se fortuna o meno, molto eclettico, cioè ho sempre avuto tantissime passioni, per l'architettura, per il design, per l'arte, per la pittura, quindi quello che mi manca oggi è il tempo, perché poi a un certo punto ho dovuto decidere di prendere una strada. Io mi sono laureato in architettura e per un po' addirittura ero convinto di fare l'architetto. Sì, di impegnarmi in questo settore. Poi la mia passione per l'automobile grazie alla tesi in disegno industriale, col grandissimo Roberto Seconi, che ricordo qua perché è mancato qualche anno fa, ma è stato per me un grande maestro, un grande genio. Ecco, e questa è stata poi la spinta per indirizzarmi definitivamente su questo settore. Se avessi il tempo farei di tutto. Mi piacerebbe disegnare una sedia, mi piacerebbe disegnare un sistema di sedute o un'architettura, perché no, magari un'architettura rappresentativa della Sardegna, che la simbolizzi, bella, no? Che ne rappresenti la cultura, le radici. Qui abbiamo alcuni rappresentanti l'arte. delle istituzioni, possiamo considerare questa una candidatura di Flavio Manzoni, perché spesso si chiamano magari grandi nomi da fuori, stranieri, questo va bene, però abbiamo anche i nostri nomi anche sardi.
Chiamiamo adesso sul palco la persona che le consegnerà la navicella, che è un membro della giuria e anche una collega, Flavia Corda. Tra l'altro avete... Siamo omonimi, quindi Esatto, ancora più onorato. Flavio, Ciao, Flavia. Flavio, piacere di rivederti. Stesso paese d'origine? Paese d'origine. Stessa città, Stessa insomma, città non facciamo d'origine. gaffe. Stesso liceo anche. Stesso liceo, e io sono orgogliosa questa sera di dare un premio così prestigioso a Flavio, e se posso un attimo solo Prego. ricordare che sin dal liceo appunto Flavio disegnava queste automobili bellissime, precise, nei minimi particolari, e mio fratello col quale erano amici mi portava a casa questi disegni meravigliosi di queste automobili, addirittura era capace di disegnarle in movimento, quindi pensate già da ragazzino un disegno dinamico, quindi preciso, con queste ruote, queste auto che sfrecciavano. Ecco, io vorrei dire solo questo, che Flavio è la dimostrazione che il talento, unito a una grande determinazione e allo studio, possono davvero portare a questi grandi risultati. Complimenti. Grazie Flavio. Complimenti. In qualche modo mi hai anche giustificato, no? Perché il fatto di dire che la mia passione per l'auto è qualcosa di, sì, veramente di lunga arriva data, mi ha giustificato da erano lasciare la Sardegna. straordinari. E poi sul fatto della raffinatezza, dello stile, dell'eleganza, credo che ci sia anche in questo un qualcosa di sardo, ma veramente di specifico, perché basta guardare i nostri costumi, la bellezza dei disegni, l'eleganza, la classe innata che c'è, e questo insomma è riconosciuto a livello universale. E Flavio porta questa eleganza, questa particolarità un po' nel mondo, anche perché forse non è stato detto, ma lui non fa solo disegno, cioè non è solo estetica il disegno che fa lui, ma è anche funzionalità, quindi anche l'interno dell'automobile che lui pensa e disegna deve essere comodo per chi guida, funzionale. Infatti diceva, forse una sedia mi piacerebbe, no? No, c'è un'altra cosa che volevo sottolineare. Quello che io faccio quando disegno un'automobile o quando disegno una forma, per me il design è una forma di comunicazione. Cioè, ho sempre cercato di trarre ispirazione dall'arte e dalla cultura sarda. Ci sono alcuni progetti, per esempio, come la Dialogos, non so se è passata prima, che aveva una plancia che era ispirata ad una scultura di Costantino Nivola. Ecco, infatti. Al concetto un altro della sardo. Ogni tanto il mio DNA ritorna. Ascoltiamo le motivazioni della giuria per Flavio Manzoni. Messo al mondo creature dai nomi intriganti: Dialogos, Salsa, Tango, Altea, Leon, Stil Novo, Y, Musa, Punto, Bravo, Cubo, Golf, Polo, Scirocco. Stiamo parlando delle automobili che ha disegnato per diverse case: la Fiat, la Lancia, la Seat, la Skoda, la Bentley, la Bugatti, fino agli ultimi modelli del gruppo Volkswagen, di cui è attualmente direttore del Creative Design. Nonostante il cognome lombardo, ereditato dal bisnonno, si considera ed è profondamente sardo. Padre maddalenino e madre nuorese, è cresciuto e ha fatto gli studi nel capoluogo barbaricino prima della laurea in architettura con specializzazione in disegno industriale all'Università di Firenze. È entrato giovanissimo nel mondo del design automobilistico, percorrendo una carriera fulminante e diventandone presto un'autentica celebrità. Le sue creature più amate sono la celeberrima Fulvia Coupé, per la quale ha anche vinto un prestigioso premio, e la Up della Volkswagen, nella quale ha condensato tutte le più moderne tendenze stilistiche. Complimenti. C'è quasi tutto, perché comunque è lungo, è lunghissimo insomma, l'elenco di tutto ciò che lei ha progettato, però insomma penso che rispetti. Sì, grazie, bellissimo. Va bene, allora facciamo arrivare qua la navicella che consegna Flavia Corda a Flavio Manzoni. Complimenti. Grazie, allora, ancora grazie, complimenti. Posso soltanto una cosa, dedico questo bellissimo riconoscimento alla mia bambina che è qui con me, di 10 anni. Claudia. Mi faccio perdonare per un mese di assenza dovuto al mio lavoro. Dov'è Claudia? Come si chiama Claudia? Ciao Claudia. Grazie Flavio Manzoni. Grazie a tutti, all'organizzazione, Franco Cucuredu, tutti quanti, grazie. Grazie a lei. Grazie Flavia Corda, arrivederci. Siamo in chiusura e quest'anno abbiamo il piacere di ospitare un simbolo della bellezza italiana,
una donna che da molti è stata definita una vera diva, come lo furono Marilyn Monroe e Rita Hayworth. Con grande piacere chiamo sul palco per il premio Navicella 2009 Valeria Marini. Buonasera Valeria, benvenuta. Il microfono anche per lei. Buonasera. Buonasera. È un Sempre piacere bellissima. per me. Anche tu sei bellissima. Grazie. È un piacere per me essere qui questa sera. Grazie per avermi invitato e mi dispiace che sono arrivata un pochino tardi, però ho seguito la manifestazione da dietro. Ci Poi fa ho detto piacere. che questo maestrale era un po'... Sì, è un po' aggressivo, però diciamo fa parte della Sardegna anche questo. Sì, la Sardegna è una terra talmente bella che... Lei ha avuto sempre una carriera in crescendo in tutti questi anni. Non ha Dammi avuto del tu, scusami. Ci Tu sei diamo del sarda tu. come Sì, me, no? sono sarda Ok, anche io. perfetto. Vabbè, allora ci diamo del tu. La tua carriera è stata sempre in crescendo, non ci sono mai stati momenti down. E adesso Hollywood, ti chiama Hollywood, quindi un po' il sogno. Ci vuoi parlare di questo tuo ultimo impegno? Ma guarda, io quando mi ha chiamato la Sofia Coppola, mi trovavo vicino a Olbia, a Portocervo. Stavo sempre per motivi di lavoro, perché io qua ho la boutique e poi insomma quando posso faccio il bagno. Questo per me è il mare più bello del mondo, la Sardegna. Insomma ero qui, mi ha chiamato, è stata una bellissima esperienza, devo dire. È un inizio, no? Sì, assolutamente. È stata questa partecipazione al film è una guest star, cioè una partecipazione, però insomma da cosa nasce cosa. Che ha avuto tra l'altro anche grande risonanza nei giornali americani. Così mi hanno detto in America, sì. Beh, Sofia Coppola è un premio Oscar. Oltretutto ho scoperto con vero piacere che è nata il mio stesso giorno, anzi io sono nata il suo stesso giorno, è una persona incredibile, è un grandissimo talento, è una bellissima donna, una persona eccezionale, è una persona dolcissima che sa tenere un set di 150 persone con una naturalezza, una disinvoltura unica. E quindi è stata una bellissima esperienza. Vabbè, devo dire, sì, hai detto una carriera sempre in crescendo. Sai, quando scorre sangue sardo nelle vene, sono i valori, la forza, no? La voglia di fare. La determinazione Sì. anche. E c'è ancora un altro impegno, anche questo recentissimo, la copertina di Playboy. Tu sei stata scelta dal patron di Playboy, e anche questa è un'altra cosa di quelle che fanno entrare le donne dello spettacolo nel mito, come rappresentante per l'Italia. Allora, 2 anni fa c'è stato Playboy America, ha fatto un sondaggio in Europa di tutte le star di ogni paese, le più popolari, le più amate, le più desiderate, così, e io sono stata scelta, sì, per cui quando Hefner è venuto qui Lo dici con gli ho naturalezza, cantato il famoso Happy Birthday to you. E poi Playboy adesso Italia mi ha scelto per fare la copertina, che so che è andata a ruba e sì, vabbè, insomma è una bella esperienza. In Sardegna torni sempre, perché ogni tanto, insomma, quando tu vieni Io amo tua la presenza... Sardegna, a parte che ho mia madre sarda, mio nonno era sardo, ho tanti parenti a Cagliari. Ecco, di quegli anni che hai trascorso a Cagliari, cosa ricordi? Ma non sono ricordi, è il presente, cioè io ho un grande legame con la Sardegna e devo dire sono fiera di essere in parte sarda, nonostante qualcuno ha detto no, tu hai detto che non sei sarda. Io ho detto no, io sono nata a Roma, perché io devo dire la verità, sono nata a Roma, però ho comunque una parte, sono fiera di essere sarda. Come tante delle persone che abbiamo chiamato su questo palco non sono nate in Sardegna, ma comunque sono sardi d'adozione, sardi d'origine. Certo. Chiamiamo allora per la consegna della tua navicella. Innanzitutto scusa, volevo ringraziare il sindaco, l'onorevole Franco Cuccureddu, di avermi invitato. Devo dire, io ho fatto un po' i salti mortali per essere qui questa sera e sono molto felice. È la giuria che mi ha dato questo bellissimo premio. L'accoglienza che mi è stata fatta. Allora chiamiamo il premiante, che è proprio il sindaco Franco Cuccureddu. Ovviamente. Ecco, sindaco. Buonasera. Grandissimo. È una delle poche volte che mi capita di avere. Esatto. Quindi chiudiamo. Eppure simpatico, oltre tutte le doti. Oltre ad essere bravo, è oltre anche ad essere simpatico. bravo, un ottimo sindaco, un grandissimo onorevole, anche simpatico, bravo. Io volevo cogliere l'occasione perché siamo su questo palcoscenico, comunque una serata importante,
Ma quando è che si fa qualcosa per i trasporti della Sardegna? Che è la terra più bella del mondo e per arrivare in Sardegna bisogna o avere l'aereo privato o chi non si può permettere l'aereo privato fare dei viaggi rocamboleschi. Allora, non è qui giusto. Non abbiamo l'assessore ai trasporti, però abbiamo l'assessore al turismo. Ma facciamo qualcosa. E quindi insomma questo è un argomento molto lungo. Abbiamo È comunque molto qua lungo, ma è un argomento importante perché la Sardegna è una terra meravigliosa, unica. Purtroppo siamo ha questo cresciuti problema. già tanto, però si può fare sicuramente Insomma, ancora di più. sinceramente, io lo dico, guarda, a questo punto da chi proprio ama la Sardegna, vuole venire in Sardegna, ogni volta è veramente un problema. Siamo un'isola, come diceva Maria Giacobbe. No, non vuol dire niente essere un'isola, no, secondo me isole veramente ben al giorno collegate. d'oggi ci si può organizzare per... Ci sono isole molto ben collegate, non solo nel Mediterraneo, noi obiettivamente dobbiamo fare ancora molto. Poi Valeria Marini per arrivare oggi ha compiuto qualche salto mortale, per questo Ho fatto ieri 10 ore di macchina. ho visto che mi è arrivato un sms alle 4:29 di notte, quindi ho immaginato che fosse ancora in viaggio. Noi ti ringraziamo per anche, arrivare. per me è un piacere. Per un questo. grandissimo piacere e testimonia dell'attaccamento alla Sardegna, perché se per arrivare qui in un periodo non più di vacanza, non più centrale nella stagione estiva, ha voluto fare insomma tutte queste peripezie, è impegnato a Venezia al festival, credo che sia una bella testimonianza del fatto dell'attaccamento alla Sardegna al quale ci parlava. Per esempio, al festival, io dovrei partire domani per il Festival di Venezia. C'è un aereo, scusa, per essere brava, c'è un aereo alle 10 o un aereo alle 18? Non è giusto. Scusate, io sono venuta qui, un bagno al mare me lo voglio fare. Ha ragione. Un bagno vai. stanotte. Dai, ho voluto mettere un po' consente. sullo scherzoso un tema che insomma, va affrontato e risolto. Ai trasporti, dovevamo invitare Ma noi avevamo l'assessore. delle Ma non è bellissime... Noi avevamo non per cambiare discorso, perché i trasporti sono interessanti, però avevamo delle bellissime immagini di Valeria Marini. Ecco, sì, le voglio vedere, dov'è? Posso commentarle? Questa è la sfilata. Prima si è vista a casa, io che esco da casa mia a Piazza di Spagna. Questo è il reality che hanno girato Essere Valeria su Sky. Questo è sempre i momenti della sfilata. Vabbè, è tutta la sfilata. Questa è un'intervista fatta in America, a Los Angeles. Questi sono gli scatti di copertina di Porcarelli. Questo è Roberto Rocco, questa è la campagna seduzione. Bellissima, e una volta tanto il bacio lo puoi lanciare invece dal vivo ai nostri che ti vediamo. Ma quello è sempre lanciato. Vero. Allora. Ascoltiamo le motivazioni, Valeria, le motivazioni della giuria per il premio. Sì, grazie. 98, 62, 98. Questi numeri, se volete, potete giocarveli al Superenalotto, ma è meglio stare semplicemente ad ammirarli. Sono le misure che hanno valso l'appellativo di Valeriona Nazionale. Nata a Roma, ma vissuta per lunghi anni a Cagliari, dove ha conseguito la maturità classica, ha lavorato in teatro, in cinema, in televisione, in innumerevoli programmi che ne hanno esaltato e consacrato non solo la prorompente bellezza, ma anche la sorniona intelligenza. Ammiratissima prima donna di numerose trasmissioni, ha pure presentato il Festival di Sanremo e recitato in film di successo anche all'estero. Ha posato per diversi calendari, con quello del 1996, fotografata da Helmut Newton, detiene tuttora il record delle copie vendute, 3 milioni. Da qualche anno si dedica con successo all'abbigliamento intimo, con le linee di sua personale ispirazione. E se la sua bravura ha convinto Sofia Coppola a chiamarla ad Hollywood per una parte nel film Somewhere, la sua bellezza e il suo fascino sembrano non avere mai fine, se è vero che la rivista Playboy, appunto, dedica alle sue meravigliose forme copertina e paginone centrale del numero di questo mese. In un recente sondaggio tra i giovani di 15 e 30 anni, il 70% ha indicato lei come la donna dei propri sogni. Complimenti. Grazie.
Ed è solo l'inizio e ne vedrete delle belle. Allora, portiamo la nostra navicella per Valeria Marini, consegnata dal sindaco di Castelsardo, Franco Grazie, Cucureddu. bellissima, grazie. Grazie. Foto naturalmente immancabili. Grazie. Grazie Valeria, noi davvero Grazie ti a voi ringraziamo tutti. per aver fatto anche tanto per essere qua stasera, anche noi ci È un tenevamo piacere. moltissimo. Grazie. Grazie al sindaco di Castelsardo che voleva aggiungere qualcosa. Solo fare alcuni ringraziamenti, se mi è consentito. Andrea giustamente ha ricordato la giuria che ha lavorato, Andrea Prato ha ricordato la giuria della quale peraltro facciamo parte, che ha lavorato per diversi mesi selezionando nomi che già erano venuti in mente negli anni precedenti. Devo dire, lo ha già detto benissimo Egidi Angela, bravissima anche in questa edizione particolarmente ventosa, che il livello rimane sempre elevatissimo. Io volevo ringraziare le tante autorità qui presenti, non le elenco tutte ho paura di dimenticarne qualcuno, diversi consiglieri regionali, onorevoli, sindaci del territorio che ci onorano della loro presenza, come naturalmente i rappresentanti dei Carabinieri, il colonnello dei Carabinieri Paolo Carra, Casa di Dio della Guardia di Finanza, il rappresentante della Questura di Sassari, insomma tantissimi amici affezionati al premio che tutti gli anni sono qui presenti, e questo ci dà la forza per pensare di progettarlo anche in futuro. Però c'è un piccolo particolare: l'anno prossimo avremo le elezioni comunali a Castelsardo, vediamo se sarà ancora Castelsardo a candidarsi ad ospitare la prossima edizione. Ne abbiamo già ospitato 4 a Castelsardo, le 4 precedenti si erano tenute a Cagliari, chissà, magari potrebbe essere anche l'occasione per portarlo in qualche altra provincia della Sardegna. 4 edizioni comunque con l'organizzazione impeccabile del sindaco di Castelsardo. È davvero tutto. Grazie a tutti voi, grazie al sindaco di Castelsardo Franco Cucureddu. Vi lascio un ultimo brano del Brass Quintet Euromediterraneo. Buona serata, arrivederci.